Un'impresa nell'impresa. Un'impresa nell'impresa, sì, ci siamo riusciti, forse ancora dobbiamo realizzare. A mente lucida capiremo quello che abbiamo fatto, siamo stracontenti, strafelici di vedere tutta questa gente allo stadio. Io personalmente sono contento perché è una soddisfazione, dopo 6 anni di tanti sacrifici fatti qui dal Arzachena, è davvero un sogno. Mai squadra così quadrata, su tutti i reparti, granitica, in difesa? Ma siamo stati davvero una squadra forte, lo dico da sempre, non siamo quella più tecnica, l'abbiamo dimostrato durante l'anno, ma siamo quella più tosta. I numeri lo dicono, oggi chiudiamo con la miglior difesa se non sbaglio e anche con un grande attacco. Abbiamo venduto cara la pelle a tutti quanti e è davvero una grande soddisfazione. Oggi la ciliegina sulla torta, due gol tuoi, ma c'è stato un momento in cui avete capito che davvero si poteva fare? Subito. Guarda, si è capito quando ho segnato io, perché erano quasi 3 anni che non segnavo in casa, quindi ho segnato, voleva dire che era proprio il segnale giusto per vincere il campionato. Addirittura non avevo mai fatto una doppietta in vita mia e il sogno più bello è quello, proprio farlo oggi è stato fantastico. Durante la stagione invece? Durante la stagione eravamo consapevoli che potevamo giocarcela fino alla fine. Quando siamo arrivati alle ultime 4 giornate speravamo di arrivare nelle ultime 2 con qualche punticino di vantaggio, così è stato. Penso che la svolta è stata a Nuoro perché lì davvero abbiamo fatto la differenza, abbiamo fatto davvero vedere che squadra siamo. Sono troppe 2 squadre in Lega Pro della Gallura? Sono troppo poche. Grazie.